in realtà la paura io qui la intendo e la vedo, la noto da questo progetto di legge in realtà nella Giunta nei confronti del Consiglio regionale, perché se vogliamo analizzare ed entrare nello specifico nell'articolo 1 e quindi nell'aspetto che vuole semplificare il processo di approvazione dei grandi eventi promossi dalla Regione del Veneto, la semplificazione avviene, adesso io non so quale paura si possa avere del Consiglio regionale o quanto vi abbia rallentato realmente il Consiglio regionale in questo, togliendo dal Consiglio regionale la possibilità di confrontare e di dare il proprio parere rispetto a quanto deciso dalla Giunta in merito ai singoli interventi, singoli grandi eventi che vengono proposti. E quindi se la semplificazione è ridurre il tempo di passaggio in Consiglio regionale, ente eletto dai cittadini del Veneto, di cui voi siete rappresentanti, non soltanto la minoranza, togliendo la possibilità di analizzare prima delle decisioni ufficiali e poi pubblicate le scelte della Giunta, io mi domando di che cosa si abbia paura, tanto che in realtà qui di semplificazione detta fra di noi, di riduzione dei tempi, non è che si assiste chissà che a quale grande miglioramento, anche perché viene aggiunto un passaggio in commissione che è quello appunto per la fissazione dei criteri, una cosa assolutamente accoglibile e che però non giustifica il perché si trasporti il tempo di analisi da parte della Commissione da essere nel momento in cui si deve decidere dove andare a spendere i fondi e dove andare ad investire, quali grandi eventi promuovere, alla parte invece dei criteri prima. Allora, io ritengo che questo Consiglio regionale abbia tutto il diritto di poter concertare, dando valore al proprio ruolo, non soltanto la fase precedente alla definizione di quali grandi eventi andare a promuovere, ma la fase in cui si decide essenzialmente quali grandi eventi, non soltanto i criteri. E questo proprio perché, se no, di semplificazione io qui non vedo assolutamente nulla. Il tempo, quindi, se vi fa così paura, può essere invece gestito in altra maniera all'interno dei rapporti con le commissioni e non mi risulta che la commissione competente in questi anni abbia rallentato da questo punto di vista questo procedimento. E per questo motivo abbiamo presentato come Europa Verde una serie di emendamenti proprio per riportare l'azione a quella che dovrebbe essere, cioè alla configurazione iniziale della norma. E tra l'altro, tanto più che ai grandi eventi, attenzione qui, chiedo scusa ma l'attenzione della Giunta per me è importante, ai grandi eventi viene correlata anche una procedura che è combinato disposto rispetto a questa norma ed è quindi quella legata a un progetto di legge ad oggi in discussione in Commissione Seconda, che è il PDL 64. Un PDL che la consigliera Rizzotto, la Presidente della Commissione Rizzotto, aveva proposto in una direzione giusta, che era quella di ridurre il numero di deroghe nell'attuazione della legge sul consumo di suolo, ma che in corso di Commissione è stata rivista, introducendo anche la possibilità per le attività produttive legate ai grandi eventi promossi dalla Regione di poter costruire o ampliare senza nessun limite derivante dalla legge sul consumo di suolo. Quindi in deroga. Togliere al nostro Consiglio regionale la possibilità di intervenire quindi nella scelta dei grandi eventi e di domandare perché questo piuttosto che quell'altro, quali sono le caratteristiche dell'uno o dell'altro, significa dare una cambiale in bianco alla Giunta regionale nel decidere non soltanto quali grandi eventi promuovere, ma anche le conseguenze di deroghe che sono pericolose in un Veneto che è fatto di cemento e la cui lotta di contrasto alla cementificazione è prioritaria. Per cui, consiglieri, una mano sul cuore. Abbiamo in cuore l'obiettivo del consumo suolo zero realmente? Mi rispondete e lascio quindi che sia trascritto anche qui in Consiglio regionale. Alcuni consiglieri mi dicono di no, di maggioranza. Quindi il principio è chiaro.
Il fatto di togliere la possibilità al Consiglio regionale di definire, di entrare nelle decisioni non soltanto dei criteri, ma di quali grandi eventi andare a promuovere, significa evidentemente collegarsi ad un altro tema, che è quello di lasciare la possibilità di costruire da capo o ampliare per tutte le attività produttive legate ai grandi eventi. E questo aspetto è un aspetto che ambientalmente e socialmente non è assolutamente discutibile e deve essere corretto. Per questo motivo propongo che almeno in questo articolo venga inserito un altro criterio, che è quello della garanzia della sostenibilità ambientale dei grandi eventi, perché non si può prescindere dalla creazione di iniziative che eventualmente potrebbero aprire ad un ulteriore consumo di suolo sregolamentato rispetto all'obiettivo del consumo suolo zero che ci siamo dati nella scorsa legislatura. Discuteremo questi emendamenti punto per punto e intanto vi lascio riflettere su questo, perché obiettivamente oggi, al di là delle emergenze internazionali che ci stanno colpendo e che stanno facendo davvero del male, però la protezione ambientale e gli obiettivi che ci siamo dati per il 2050 sono comunque prioritari, perché se si va avanti in questa maniera l'ambiente ostile non consentirà ulteriore evoluzione.